Butto in casa in questo campionato di Serie B per il Villaurea, che dopo il 3-3 al debutto sul parquet del Megara Augusta riceve la visita di un'altra siciliana, il Futsal Messina. E dunque mettetevi comodi perché c'è tanto da vedere e tanto da gustare. Intanto la premiazione della formazione Under 19, della formazione Juniores del Villaurea, campione d'Italia, incoronata lo scorso anno dopo la Final Four. Si comincia poi con la partita, con il primo tentativo su calcio di punizione, con l'uscita di Di Maria sui piedi del numero 10 Maluk, uno dei grandi protagonisti di questo incontro. Parte bene la formazione guidata da mister Carnazza, che va ancora vicino al gol, ancora con la giocata da parte di Maluk, armato il piede di Coppolino che però non trova la porta. Insiste dall'altra parte il Villaurea, prima sortita, calcio di rigore per un fallo ai danni di Abisso. Non ci sono dubbi per il tandem di arbitri sul dischetto. Per la battuta di questo penalty va con sicurezza uno dei baby di casa Villaurea, ovvero sia Giacomo Orlando, che spiazza Fiumara, porta in vantaggio i suoi, e l'esultanza del gruppo a disposizione oggi del tandem Gallo Speciale, mentre insiste ancora il Villaurea alla ricerca del gol del raddoppio con Paolo Scalavino che incrocia col sinistro, trova una deviazione, la palla finisce fuori. Ancora occasione dal calcio d'angolo, ancora Scalavino che irrompe sul primo palo, palla fuori ancora una volta di pochissimo. Prova a reagire dall'altra parte il Futsal Messina, che cerca di riorganizzarsi le idee con Consolo, conclusione ribattuta da Gabriele Di Maria. Insiste la squadra giallorossa, la squadra peroritana, che qui però perde un brutto pallone. Cassata vede il portiere fuori dai pali, Fiumara si arrangia come può, para con le mani fuori area, cartellino rosso per lui. Gli subentrerà Venuto. Inferiorità numerica per il Futsal Messina, che qui proprio con Venuto si oppone al tentativo su punizione di Abisso. Poi dopo il consueto giro palla prolungato, il tiro di Abisso respinto da Cassata, che corregge in rete. 2-0, gioia anche per Salvo Cassata, primo gol stagionale per lui, doppio vantaggio per la squadra neroverde, che qui deve difendersi dagli assalti di fine primo tempo da parte del Messina, che qui ci prova con Costanzo, respinge Di Maria coprendo il primo palo. Insiste ancora la squadra peloritana, che si rigetta in avanti ma qui perde un brutto pallone, allora innesca la ripartenza di Scalavino, serie di finte, passi in mezzo a tre, spiazza Venuto ma non trova la porta Paolo Scalavino. Poi altro giro palla insistito, costante da parte del Villaurea, poi la grande imbeccata di Scalavino per Giannusa, che incrocia col mancino, la palla si perde fuori. Poi altro recupero palla in ripartenza, questa volta è Runfolo che riesce a intrufolarsi a servire Scalavino, in spaccata sulla traversa, ad un passo dal 3-0 ancora il Villaurea, che insiste ancora col suo consueto giro palla. Poi l'improvvisa accelerazione, Scalavino si inserisce, calcia col destro, respinge e poi blocca Venuto prima di un'altra colossale palla gol sprecata dal Messina, che innesca ancora una volta la ripartenza di Scalavino, che scambia con Cassata, va col sinistro, trova il salvataggio di Maluk provvidenziale. Insiste poi il Villaurea, che però sbaglia questo giro palla con la Barbera, innesca ancora Maluk, l'uscita di Di Maria è provvidenziale, chiede anche un fallo Maluk, fallo che non arriva, ed è questa l'ultima azione di un intenso primo tempo che ha visto il Villaurea superiore ai propri avversari, soprattutto in fase di realizzazione. Ma ciò che stiamo per vedere nel secondo tempo è davvero divertente e ricco di colpi di scena, a cominciare da quello che sta per cominciare, il tiro da parte di Consolo, la respinta non perfetta di Di Maria, irrompe Morad Maluk, la rete del 2-1, rete meritata perché comunque Maluk è stato uno dei più insistenti in zona gol. Ma passano 20 secondi e arriva Carmelo Giannusa, che salta nettamente l'altro numero 10 in campo da 10-10, cambia il punteggio 3-1 per il Villaurea. Prima gioia con questa maglia per Carmelo Giannusa, che aveva già assaggiato col Città di Palermo la Serie B di calcio a 5, qui la trova con maggiore continuità, non si perde d'animo la squadra di mister Carnazza, che si riporta in avanti. Qui altra conclusione, questa volta da parte di Consolo, vola Di Maria a salvare in tuffo sul conseguente calcio d'angolo, ancora Consolo innescato, questa volta il sinistro al volo, stavolta non c'è deviazione, la palla esce fuori da sola, ci riprova così il Villaurea a venire fuori, ma perde una brutta palla. Innesca Malok, la palla gol gigantesca per Benito Costanzo, che non riesce a trasformarla in gol. Poi Costanzo riesce a trovare con la giocata d'astuzia, spiazzando e bruciando Gabriele Di Maria. 3-2 adesso per il Villaurea,
si rimette definitivamente in carreggiata la squadra giallorossa col gol del suo vice capitano, divenuto capitano dopo l'espulsione di Fiumara. Dall'altra parte ci riprova Orlando che innesca la conclusione di Giannusa, questa volta si oppone Benevenuto che copre bene il suo specchio. Allora ancora Villauria che ci riprova con la grande giocata da parte di Orlando che si libera. Orlando cerca una via di mezzo tra un tiro e un assist, la palla si perde fuori, occasionissima per il poker del Villauria che cercherà soprattutto di andare in ripartenza. Qui ancora una palla gol gigantesca per Malò, ipnotizzato da Di Maria. Non ci si ferma un attimo, tante occasioni da una parte e dall'altra, ne vedremo ancora tantissime da qui alla fine di questi highlights. Qui la Barbera innesca Scalavino, gran palla ma grande opposizione anche da parte di Venuto. Poi il Messina riesce a venire fuori alla distanza, addirittura in ripartenza 4 contro 3 con il solito Maluk che cerca dentro un compagno, si tratta di Gennaro, la palla si perde fuori sull'uscita di Di Maria. Qui altro tentativo respinto dagli uomini in maglia giallorossa che vanno in ripartenza con Malok, fermato, poi è bravo a resistere, a scambiare con un compagno, va in spaccata, colpisce il palo a Di Maria battuto, occasionissima per il pareggio del Futsal Messina che adesso cresce di intensità, cresce anche nella pericolosità delle palle gol come quella capitata sui piedi di Cucinotta che sbaglia a tu per tu ancora col portiere di casa. Occasioni che non si contano più di marca messinese. Allora cerca di rispondere il Villauria qui con la sforbiciata di Scalavino che si perde fuori e allora si attacca nuovamente a difese schierate con la palla calciata da Costanzo, ancora Di Maria in uscita sulle ginocchia. Qui una brutta palla persa inizialmente da Scalavino che consente al Messina di ripartire. Ancora palla al piede con la splendida giocata da parte di Coppolino che scambia con un compagno. Coppolino a tu per tu con Di Maria, a differenza dei suoi compagni non fallisce e la palla del tre pari. Super gol di Peppe Coppolino che poi si va a prendere i meritati abbracci dei compagni, anche quelli in panchina. Equilibrio totale al Pala Don Bosco, ma prepariamoci ad un finale di partita a dir poco rovente con il Villauria all'assalto all'arma bianca alla ricerca del gol. Qui Scalavino dopo la respinta del portiere trova il palo. Dopo la conclusione di Giannusa vedremo solo palle gol di marca casalinga, ancora con Giannusa che innesca la Barbera, serie di finte di la Barbera che poi va sul fondo, mette al centro, non riesce a correggere Orlando e poi Scalavino trova la respinta. 3 under in campo per il Villauria in questo finale, con il solo Giannusa a fare da over, in un certo senso a fare da over di qualità. Però qui ancora l'opportunità per Giacomo Orlando, respinto con perdite da Venuto. Altra occasione qui per il Villauria che non fa uscire i propri avversari, altra giocata di Scalavino che trova ancora una volta la Barbera, incrocia sul secondo palo, non c'è nessuno, altra chance gigante per il Villauria che poi rischia addirittura di andare sotto, ma Costanzo non trova lo specchio della porta dopo l'ottima imbeccata del suo portiere. Qui una delle ultime occasioni di tutta la partita con Orlando che mette dentro, Giannusa non riesce a mettere il piede e allora con la palla rimessa dentro da Venuto e con gli ultimissimi secondi di partita si arriva alla sirena finale, si arriva al punteggio di 3-3, una partita bellissima, vibrante, ricca di palle gol. Bravo il Messina a crederci fino alla fine, impreciso il Villauria sotto porta. Si chiude la bellissima partita del Don Bosco con un punto per parte. Da Sportisili è tutto, alla prossima.